Oggi la canzone napoletana ed il cantare in napoletano è portato avanti da tanti interpreti per l'Italia e per il mondo. Ma chi erano gli interpreti del secolo scorso? Scopriamolo insieme. Salve a tutti! Con questa rubrica cercheremo di scoprire e riscoprire alcuni degli interpreti della canzone napoletana del Novecento. Un'operazione difficile visti i tempi, ma ci proviamo. Parleremo dei cantanti delle gloriose audizioni di Piedigrotta e dei festival di Napoli. Dei cantanti conosciuti grazie alle copielle e ai 78 giri, fino ai programmi radiofonici e televisivi nazionali. Per intenderci, l'internet dell'epoca. Parleremo dei cantanti nati tra il 1900 e il 1965. Perché queste date precise? Perché prima del 1900 non esistono registrazioni audio e dopo il 1965 la canzone napoletana ha perso un pochino la sua continuità, forse grazie ad una globalizzazione commerciale e discografica. Questa puntata è dedicata alla prima cantante femminista, Ria Rosa. Al secolo Maria Rosaria Liberti, Ria Rosa nasce a Napoli, nei quartieri spagnoli, il 2 settembre del 1899. Allieva del maestro Rodolfo Falvo, a 16 anni debutta come chantosa alla Sala Umberto di Napoli e ottiene subito un grande successo. Il nome d'arte le viene suggerito da Francesco Feola, editore della Canzonetta. Su invito dell'impresario Monetti, nel 1922, con la compagnia di Nicola Maldacea, parte per una tournée di 4 mesi in America, dove riscuote molti consensi. Conosce Alberto Sorrenti, proprietario del Lev Theater, e lo sposa il 22 novembre dello stesso anno. Stabilitasi in America, sull'onda del successo e grazie all'appoggio del marito, fonda una sua compagnia di sceneggiate. Porta in scena lavori come E Pentite, in tempi ancora prematuri, per denunciare al mondo lo stato delle ragazze madri napoletane. Inizia anche ad incidere i primi 78 giri. Nel 1925 decide di far ritorno a Napoli e partecipa con grande successo alla Piedigrotta Capolongo. L'anno dopo, Armando Gil, dopo aver chiuso la sua casa editrice, si vincola alla Canzonetta e decide di avere al suo fianco, per lo spettacolo di presentazione delle sue nuove canzoni, la sola Ria Rosa. Nello stesso anno, Ria Rosa incide con la Phonotype 27 brani, da esportare anche in America con l'etichetta Geniale Record. Il suo repertorio passa dal genere drammatico a quello brillante, a quello ironico e provocatorio. Dal 1928 in poi partecipa assiduamente a molte piedigrotte, la Bideri e a Mario, la Bottega dei Quattro, e incide moltissimi dischi. Durante il suo soggiorno napoletano partecipa anche a varie rappresentazioni teatrali, come nel 1934 con la compagnia di sceneggiata Cafiero Fumo, oppure con lo spettacolo di varietà del Pulcinella Salvatore De Muto. Nel 1936, con Armando Gil e Vittorio Parisi, presenta la sceneggiata Lourdes Matarantella. Considerata a pieno titolo l'antesignana dell'emancipazione femminile, usò il suo talento per ironizzare sullo stereotipo delle donne di stampo maschilista. Infatti, in un periodo in cui la donna era vista solo come fattrice e non aveva nemmeno il diritto di voto, lei, con 50 anni di anticipo, inizia la battaglia per la parità dei diritti fra l'uomo e la donna. Stimola molti autori a scrivere canzoni su questo tema di rivendicazione sociale. E nascono così A canzone de femmine, La penso ma non lo fo, Preferisco il Novecento e tante altre. Da donna di carattere ebbe non pochi problemi in America, quando cantò la canzone Mamma sfortunata, scritta nel 1932 da Gaetano Esposito, alias Pasqualotto, e musicata da Mario, che era un chiaro riferimento alla vicenda patita da Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, giustiziati ingiustamente a Boston il 23 agosto del 1927. Questa sua posizione le causò molte minacce e il rischio di essere espulsa dalle autorità americane. Suscitò inoltre un grande scandalo quando si esibì per la prima volta vestita da uomo, cosa che continuò a fare anche in seguito. Il successo della casa editrice Bottega dei Quattro è legato a molti brani presentati da Ria Rosa, come A canzone de femmine del 1935 e Lourdes Matarantella del 1936. Nel 1937 partecipa alla Piedigrotta Tagliaferri.
dove presenta canzoni come Chitarra nera, Preferisco il Novecento e Serenata una femmina. Dopo questa esibizione torna in America, si ritira dalle scene e decide di aprire un salone di bellezza. Non ritornerà mai più in Italia e muore a New York il 12 luglio del 1977, nel massimo riservo. Ci sarebbe tanto da aggiungere, ma il tempo a disposizione è finito. Fortuna che c'è internet! Vi invito a cercare le canzoni su YouTube. Per chi ne ha fortuna, vi invito a cercare nelle enciclopedie che parlano della canzone napoletana e dei suoi interpreti. Per conoscere ulteriori particolari su quest'artista, vi invito a leggere il libro Le dive del fonografo del 2021. Per chi volesse vedere questa puntata ed altre, può farlo visitando i social. E con questo ci salutiamo dando spazio alla voce. E ricordate, la memoria ci salverà dall'omologazione. Penso. Grazie per la visione e alla prossima. Statevi buoni! Tarantella, se mi si rimbetta per farmi rispetto e dispietto mi fa. Io ti vedo, guarda sotto, che mai ringhezzo no, che ti sente ma. Vuoi bene, mannaggia, vuoi bene. Si sprigiona, si dice che no. Prigioniera, stampa, ma tu tiene. Prigioniera, fa quello che fa. Guarda me, come quando mi fa l'anno mi portassero in da chiesa da Maronna la catena, come quando mi va fatta che stavo ardente bella, che stasera si trovasse da plena tarantella. Tarantella, te voglio zio mio, perché soltanto io tengo dritte da te. Fiamma ballo, stringimi da forza, pa vita e pa morte attaccata così. E non tengo a nessuno a tuo sa, che calvario ha già fatto per te. Se disprezzo, ma quando t'amai, no, ma nessuno t'ha amato più me. Guarda me, come quando mi fa l'anno mi portassero in da chiesa a Maronna la catena, come quando mi va tasta che stavo cardando e bella, che stasera si trovate sta plena tarantella. Tarantella, tu vista a vederla, una sferra costirla, una scotta che sta, non sa succhia, ma passano bene, sta mano in cielo, paura mi fa, io so sempre e saccio ogni cosa, tutte e due siete pronti a partire, ma segnala, ha sprunata una rosa, ma non sa che spina con chi. Vada a te, non m'arrendo, sono dannata, non so carne battezzata, sono la iena. Io da tengo insanguinata, stanno mica ardente bella, non sa chi è, chi